insieme alla Premier per il caso del generale libico Al-Masri, rimpatriato nonostante il mandato di arresto alla Corte Penale Internazionale. A darne notizia la stessa Meloni nel pomeriggio. Ventenne studente universitario accoltella a Verona il padre, avvocato, al culmine di una lite nata per futili motivi nella quale aveva preso le difese della sorella minore. Il giovane arrestato e poi scarcerato dal giudice. Il genitore in prognosi riservata dalla scorsa estate seminava paura tra i giovani di Sovizzo e dei comuni limitrofi. Minacciava e derubava gli studenti anche con il coltello. 23enne di Altavilla arrestato dai carabinieri. Stroncato dalla Guardia di Finanza di Verona un traffico di cocaina e hashish dal nord Europa. Le Fiamme Gialle sequestrano 200 kg di droga e 170.000 euro. Sarà un'autopsia ad accertare le cause della morte della ventenne di Roveredo in Piano, trovata senza vita a Parigi 3 anni fa. Di Proma al Pio X International di Treviso ai nostri microfoni aveva raccontato la sua esperienza. Nonostante la sanzione a suo carico sia stata archiviata, Saverio Amato, il bagnino che fu multato a Cavallino per un salvataggio, non tornerà a svolgere la professione. Il gesto di una novantenne padovana da anni residente a Trieste che ha deciso prima di morire di lasciare la sua eredità al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. Spettacolo in piazza San Marco il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l'evento di apertura del Carnevale di Venezia 2025 dedicato a Giacomo Casanova, canti, musica e luci dedicati agli innamorati che potranno salire sul palco per urlare il proprio amore. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie vi diamo subito e vi proponiamo il sondaggio di Ring che sarà in onda a partire dalle 21 questa sera con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Potete continuare a chiamare fino alla messa in onda della trasmissione per poi vedere l'esito durante la puntata. Ancora la politica in primo piano, parliamo di regionali. Nella partita a scacchi all'interno del centrodestra spunta l'ipotesi di un'apertura di Fratelli d'Italia, un candidato governatore leghista a patto che non sia Zaia e che non corra la lista con il suo nome. Quindi vi chiediamo, lo vedete in sovraimpressione, no a lista Zaia e a Zaia, ma un candidato governatore leghista sì o no, ai numeri che sono sempre gli stessi e che trovate proposti più volte durante il nostro telegiornale in sovraimpressione, quindi continuate a chiamare. E lo abbiamo sentito dai titoli di apertura in primo piano, una notizia giunta nel pomeriggio. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, indagato insieme alla premier Meloni per il caso del generale libico Al-Masri, liberato e rimpatriato nonostante il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. A darne notizia la stessa Meloni nel pomeriggio. Vediamo il servizio di Nicola Zanetti. Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. La bomba la sgancia con furore polemico la stessa Premier nel pomeriggio con un video sui suoi canali social. Un capo di governo, 2 ministri e un sottosegretario indagati per il caso che in questi giorni ha fatto scoppiare polemiche feroci all'indirizzo dell'esecutivo e in particolare del ministro trevigiano della giustizia Carlo Nordio. Da più parti accusato di una omissione inaccettabile nel rimpatrio del generale libico Al-Masri, nonostante un mandato di arresto nei suoi confronti emesso dalla Corte Penale Internazionale per omicidi, torture e stupri. Meloni non ci sta e ricostruisce gli eventi a partire dal momento in cui la Corte Penale emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza. Tra le prime reazioni, quella di Matteo Salvini che con un post su Facebook grida alla vergogna e torna a chiedere con forza la riforma della giustizia, la stessa per la quale Nordio e tutto l'esecutivo sono stati attaccati all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E Meloni chiude il cerchio con un monito. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, è possibile che per questo sia, diciamo così, invisa
a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada. Intanto alla Camera la notizia crea subito scompiglio quando a darne notizia è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Perché insomma era chiaro fin dall'inizio, no? Che non era un cavillo burocratico. Sì, però un attimo ragazzi, colleghi, per favore. Onorevole Fratoianni, di questo tanto domani l'ha detto lei, c'è l'informativa urgente, ne parliamo domani. Sì. No, colleghi, Presidente. per favore, però, vi prego, ordine, colleghi, per favore. Tanto, Fratoianni. Per suo tramite consiglierei diciamo un po' di relax, ecco, ai colleghi della destra. Va bene, però dico della vicenda Almati, domani c'è l'informativa urgente. No, però Presidente abbia pazienza. Prego. Io parlo di quel che voglio se è attinente alla materia. Non c'è dubbio, ma siccome Almati... La Corte Penale Internazionale, se permette, la notizia è una avviso di garanzia alla Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e al Ministro della Giustizia in relazione al caso Al-Masri è perfettamente attinente al dibattito che stiamo facendo. Ma allora, difatti, collega Fratoianni, non è che io l'ho tolto la parola. Parliamo di granchio blu, cambiamo decisamente argomento. L'assessore regionale Corazzari e il commissario per appunto il granchio blu hanno presentato questa mattina a Mestre gli studi e i monitoraggi sull'invasione in Veneto finalizzati al contrasto alla diffusione della specie. Un aiuto ai pescatori per catturare il granchio, ridurne la densità, per smaltire quegli elementi che non sono commerciabili, per l'acquisto del seme, per sostenerli nell'acquistare dei mezzi di protezione dei loro allevamenti e quindi per cercare di dare una prospettiva di futuro alla pesca che oggi sta soffrendo in modo drammatico, in particolar modo nelle aree del delta del Po. Sono due i progetti che il Veneto ha messo in campo per affrontare l'invasione del granchio blu. Il primo di 1,5 milioni di euro che rilancerà da marzo 2025 un'azione di cattura di quegli esemplari che non possono essere commercializzati. Il secondo, di altrettanti 1,5 milioni di euro, è finalizzato alla mappatura ambientale del granchio, mirata alla gestione della specie invasiva e alla sostenibilità socio-economico della pesca e dell'acquacoltura veneta. Insieme al commissario è stato presentato un sistema veneto con cui la Regione intende affrontare l'emergenza. Il piano è stato presentato, adesso è all'attenzione dei due ministri dell'ambiente e ministri dell'agricoltura per l'approvazione. Una volta approvato passeremo alla fase attuativa. Prevede diversi interventi, tutte le misure di cattura per il contenimento della specie. In particolare si parla di catture selettive perché si punta maggiormente sulle femmine quando girano con il bagaglio d'uovo, quindi le femmine ovigere. Poi ci sono interventi previsti per la protezione degli allevamenti con le reti e con i teli di protezione del seme, interventi a sostegno del settore della pesca. C'è l'attività di monitoraggio e una banca dati che rafforzerebbe quella previsione che già c'è a livello europeo sul granchio blu e in particolare sulle specie aliene. Poi inizieremo con il granchio blu e la banca dati poi sarà aperta anche alle altre specie aliene. La giornata è stata l'occasione per tracciare il bilancio del progetto realizzato nel 2023 dalla Regione, che ha portato i primi dati scientifici sull'invasione della specie aliena. Nelle sole aree lagunari sono state rimosse 1.000 tonnellate di esemplari, 1.900 invece nel 2024. Ma dove finiscono? Abbiamo già dei contratti stipulati da operatori della nostra regione con paesi esteri per esportare questo granchio. Chiaro che non potrà mai essere sostitutivo della realtà esistente della pesca, della molluschicoltura, della venericoltura. Quindi deve essere un'opportunità in più, ma non possiamo considerare che il granchio vada a sostituire questo settore che invece deve essere preservato. Liti in famiglia continue tra padre e figlia di 16 anni per difenderla. Il fratello ventenne accoltella il genitore colpendolo alla schiena con un coltello da cucina. Arrestato, il giovane è stato poi rilasciato. Vediamo se va il servizio. Andiamo dunque avanti, questa è la notizia che intanto arriva da Verona. Andiamo nel Vicentino, un furto aggravato, rapina e violenza privata. Con queste accuse è stato arrestato il giovane criminale che dalla scorsa estate terrorizzava gli studenti di Sovizio e dei centri limitrofi, la soddisfazione dell'amministrazione comunale.
Come amministrazione di Sovizio siamo contenti di questo arresto, poiché quel ragazzo aveva creato molta preoccupazione tra i giovani, in quanto aveva preso di mira degli adolescenti o poco più, andandoli a rapinare anche con delle minacce. I genitori erano talmente preoccupati di questa situazione che avevano cominciato a presiedere la piazza Manzoni di Sovizio durante i fine settimana e i toni si stavano facendo molto pesanti. A bersagliare di rapine e minacce studenti tra i 16 e i 25 anni, non solo a Sovizio ma anche ad Altavilla Vicentina, un 23enne nato a Vicenza da genitori extracomunitari, nulla facente e di fatto senza fissa dimora. Il giovane aveva elaborato una specifica tecnica di selezione e approccio delle vittime. Una volta conquistata la loro fiducia, esplodeva con inaspettate minacce e violenze fisiche per farsi consegnare contanti e costosi cellulari. Queste modalità hanno costituito la base delle indagini per Polizia Locale e Carabinieri, che dalla scorsa estate hanno raccolto un corposo dossier grazie anche alla collaborazione dei genitori. Dopo l'arresto, il giovane criminale, ritenuto ancora potenzialmente pericoloso dal GIP, è stato rinchiuso in carcere in attesa di giudizio definitivo. Abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini a denunciare i misfatti in modo da dare alle forze dell'ordine gli strumenti per agire. Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Sovizio, la Polizia Locale e i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore per l'ottimo lavoro svolto e rinnovo il consiglio a tutta la cittadinanza di non aver paura, di farsi avanti e denunciare in modo formale ogni atto illegale al fine di agevolare le nostre forze dell'ordine. Ne davamo annuncio poco fa, ha coltellato il padre per difendere la sorella minore, siamo ora in grado di farvi vedere il servizio, siamo nel Veronese. Accoltella il padre per difendere la sorella sedicenne. Un ventenne è stato prima arrestato e poi liberato. Il GIP ha infatti disposto per lui il divieto di avvicinamento al genitore. L'uomo, un avvocato di 57 anni, è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto nel weekend a Pescantina, in provincia di Verona, un gesto che sarebbe nato dopo un'accesa discussione sull'ordine della cucina, poi degenerata. Una ferita alla schiena con un coltello di 21 centimetri rinvenuto dai carabinieri nella camera del figlio. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno infatti trovato il 57enne a terra mentre il figlio tentava di tamponargli la ferita, che ha richiesto per l'uomo un piccolo intervento una volta arrivato in ospedale in ambulanza. Accusato di lesioni gravissime, il ventenne è stato portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Verona. Lo studente sarebbe intervenuto per difendere la sorella e avrebbe descritto il padre come una persona violenta e aggressiva, non nuova a duri scontri con la ragazza dopo la morte della madre. L'autorità giudiziaria lo ha successivamente indagato per tentato omicidio. Rimasto in carcere per 2 notti, il ventenne è stato rimesso in libertà dal GIP, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento al padre. Rimaniamo a Verona, maxi operazione della Guardia di Finanza, sequestrati quasi 200 kg di droga e 170.000 euro, 10 gli arresti. 83 kg di cocaina, 103 di hashish e 170.000 euro in contanti sequestrati, 10 gli arresti. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Verona coordinata dal 7° Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano. Le 10 persone coinvolte, tutte appartenenti a un gruppo internazionale specializzato in traffico di droga, provengono dal Nord Africa e per le quali il GIP del Tribunale di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Un'organizzazione che sarebbe ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia. La cocaina sequestrata era trasportata dal nord Europa su automobili modificate con doppi fondi dotate di aperture elettromeccaniche, mentre l'hashish arrivava in confezioni di snack con etichette ispirate a marchi famosi. Le sostanze stupefacenti, una volta in Italia, venivano poi stipate in 2 garage nell'Interland milanese, utilizzati come depositi per la distribuzione sul territorio, da cui partivano anche le consegne per la piazza veronese. L'indagine delle Fiamme Gialle è partita nel settembre del 2023, dopo che a un cittadino marocchino erano stati trovati in auto 16 kg di hashish, episodio che ha fatto scattare la macchina dei controlli. Con pedinamenti, videoriprese, intercettazioni telefoniche e ambientali è stato ricostruito dalle Fiamme Gialle lo schema criminale e identificati i membri del gruppo, riconducibile alla rete transnazionale Mocro Mafia, composta prevalentemente da soggetti nordafricani. E ora la tragica morte di Emma Cadelli a Parigi, sarà un'autopsia sul corpo a dare voce alle cause della sua morte. Nel 2022 il diploma al Pio X International di Treviso ai nostri microfoni aveva raccontato la sua esperienza. Ci ha fatto cambiare molto e ci ha fatto anche maturare tanto, almeno personalmente. Ti porta veramente a cambiare in tanti modi, tipo come gestisci il tuo tempo, a gestire le tue priorità. Emma era pronta a spiccare il volo in quel maggio 2022.
Il lancio del tocco al Pio X International per il diploma con voti eccellenti, la soddisfazione raccontata ai nostri microfoni e lo sguardo verso Parigi che avrebbe poi raggiunto per studiare chimica. E dove invece meno di 3 anni dopo si trovano mamma Barbara e papà Stefano, dirigente della Polfer di Udine, in attesa di un'autopsia che faccia piena luce sulle cause della sua morte ad appena 20 anni. Le autorità francesi hanno già escluso responsabilità ed eventuale coinvolgimento diretto di terzi nella tragedia, ma c'è da capire quale tipo di malore possa averla stroncata nel letto dell'alloggio universitario parigino. Un'attesa che rimbalza da Treviso a Roveredo in Piano, dove tutti ancora restano increduli per il macigno di dolore che ha colpito la famiglia e l'intera comunità. Solo dopo l'esame autoptico si potrà far tornare la salma in Italia per un addio impensabile alla ragazza studiosa e sempre sorridente che quel giorno di maggio aveva iniziato a spiccare il volo. Paura in viale Fusinato stanotte, si sbriciola e crolla il muro di contenimento e finisce sopra il marciapiede invadendo la strada. Siamo nel Vicentino, area transennata. Un crollo, il muro di cinta di viale Fusinato che si sbriciola e invade improvvisamente marciapiede e carreggiata. Il tutto a mezzanotte, quando fortunatamente non passavano persone né auto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno transennato l'area del crollo, riaprendo in mattinata la strada a doppio senso. Una notata di pioggia, la fragilità del terreno che può aver inciso, si susseguono monitoraggi e sopralluoghi. La prima cosa questa notte è stato mettere in sicurezza il luogo, ripristinare la viabilità. Adesso abbiamo già ottenuto l'autorizzazione per poter rimuovere dalla sovrintendenza, per poter rimuovere i detriti del muro e poterli riposizionare in altro luogo e conservarli in attesa delle verifiche su eventuali vincoli che sussistano su questo manufatto. Vincoli che non sarebbero di natura storico-monumentale ma di natura paesaggistica, visto che il muro non è una pertinenza dell'antica chiesa di San Giorgio del X secolo, ma si tratta di un muro che in base alle stime potrebbe risalire tra la metà del 1800 e i primi del 1900, afferente all'edificio retrostante disabitato e in parte proprietà comunale. Non ha un vincolo diretto come ovviamente ce l'ha la chiesa, è un muro che è stato realizzato probabilmente assieme o successivamente all'edificio che abbiamo qui di fianco e di cui ne faceva parte, perché la proprietà è proprio questo muro, la proprietà di questo muro è del condominio, diciamo, di cui il comune ha una quota, quindi è in parte pubblico e in parte privato. Sicuramente dovremo provvedere a puntellarlo perché c'è una parte che è crollata che dobbiamo rimuovere, ma un'altra parte che risulta inclinata rispetto alla verticale, quindi dovrà essere messa in sicurezza. Successivamente, quando faremo insieme alla sovrintendenza tutte le valutazioni su eventuali vincoli che ci sono su questo manufatto, decideremo poi il da farsi. Con il comune di Vicenza stiamo verificando effettivamente cosa fare, come intervenire, e per conto del condominio andremo avanti con le verifiche strutturali. Al momento non rilevate danni al condominio? No, al momento no. Questo è il primo sopralluogo che facciamo, quindi valutiamo con gli ingegneri insieme al comune MCPS. Curiosità e preoccupazione per le persone del quartiere che si sono svegliate con la brutta sorpresa. Abito 1 chilometro più avanti e mi dispiace molto che siano cadute queste mura, questo muro antico così. Non so se si poteva evitare. Io non ho sentito assolutamente niente, me l'ha scritto poi mia figlia questa mattina che ha letto. Mi dispiace, però è un pezzo di storia che è cascata. Il maltempo a causa del forte vento che ha spinto l'onda di marea sulla laguna questa mattina è stato azionato il Mose per la prima volta nel 2025. L'acqua ha raggiunto i 124 cm alla piattaforma CNR in Adriatico alle ore 8:50, 130 cm invece alle 8:30 alla bocca di Porto del Lido in città. Il livello massimo è stato di 90 cm. Anche per domani è prevista un'alta marea con picco di 105 cm in mare alle 10:20 del mattino. Cambiamo argomento ma rimaniamo nel territorio lagunare. Nonostante la sanzione a suo carico sia stata archiviata, il bagnino Saverio Amato è multato dopo un salvataggio, non tornerà a svolgere la sua professione.
dopo 30 anni quasi, e molto probabilmente smetterò di fare questo lavoro. All'origine della scelta ci sarebbero soprattutto motivi personali, ma probabilmente quello che è accaduto al bagnino Saverio Amato la scorsa estate, multato per aver salvato la vita a una turista che stava annegando a Cavallino Treporti e non aver contestualmente avvisato la Guardia Costiera come da regolamento, gli ha lasciato l'amaro in bocca. Anche oggi che la sanzione è stata archiviata, quindi non dovrà pagare i 1.032 euro, vicenda che ha sollevato non poche polemiche. Speriamo che questa mia vicenda sia d'esempio per rivalutare la legge e l'ordinanza in sé e per cambiare alcune leggi assurde su questo campo qua. La Capitaneria di Porto di Venezia ha svolto l'istruttoria dopo la presentazione della memoria difensiva da parte di William Dalla Francesca, presidente della società Turismo SRL che gestisce la maggior parte dei bagnini nel litorale, fino all'archivio della sanzione. Amato però non vuole che la sua decisione sia presa ad esempio, soprattutto in un momento particolarmente difficile per il settore, e lancia un messaggio. Non deve essere un esempio per i giovani, perché io ho una famiglia e quindi sto cambiando un po' il mio obiettivo, e quindi incito ai giovani di farsi avanti e mettersi in campo per fare questo mestiere che è il più bello del mondo. E ora il gesto di una novantenne padovana d'anni residenti a Trieste che ha deciso prima di morire di lasciare in eredità la sua eredità al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. L'amore per i bambini e la consapevolezza dell'importanza di avere cure adeguate in un ambiente sereno. La signora Lanfranca Albertin, prima di morire, ha pensato al benessere dei piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica di Padova e ha lasciato tutti i suoi averi al reparto. Lei, che non aveva avuto figli, ha deciso di rivolgere ai bambini l'ultimo gesto di gentilezza e amore della sua vita. La signora, padovana di origine, ha trascorso tutta la vita a Trieste fino all'ultimo periodo, quando poi è tornata a Padova per stare accanto alla sorella. Ad aiutarla nel suo ultimo desiderio di sostenere i bambini meno fortunati, l'avvocato triestino Federico Pastor. La signora, non avendo figli, ha voluto dare un gesto di umanità nei confronti di questi bambini sfortunati, malati di questa terribile malattia, e quindi evidentemente è stata spinta da questa solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Padova. La signora Lanfranca Albertin è morta a quasi 90 anni nel 2021. L'iter burocratico per consentire il passaggio dei suoi averi è stato lungo, ma alla fine quanto disposto e vergato nel testamento è stato esaurito. La donazione, circa 100.000 euro, è arrivata nelle disponibilità del reparto di oncoematologia padovano. È stato un gesto veramente di grande amore nei confronti di bambini poco fortunati. Poi la pratica ha avuto un iter piuttosto complicato, perché destinare erede un reparto di un ospedale non è poi così semplice poi da dare esecuzione, quindi abbiamo interpretato il testamento nel senso di destinare questi beni all'ospedale nella sua interezza, che poi ha provveduto o sta provvedendo appunto a dirottare questi beni verso i macchinari dell'ospedale della oncologia pediatrica. Notizia arrivata pochi istanti fa in redazione, interviene per la prima volta dopo la sentenza di assoluzione per il caso dei tamponi rapidi in Veneto. Il dottor Roberto Rigoli: è finita una vicenda pesante che ha colpito emotivamente la mia famiglia e le persone che mi sono vicine. Ho deciso di lasciare questo messaggio perché ancora non ho fatto sentire la mia voce rispetto a quanto accaduto. Il più grande rammarico è che mio padre se ne sia andato qualche mese fa senza aver avuto la possibilità di vivere la riconquista della dignità che mi spetta. Queste le sue parole diffuse in una nota e in un video che saremo in grado di farvi vedere nelle prossime edizioni dei telegiornali. Ora cambiamo decisamente argomento, chiudiamo il telegiornale con l'ultimo servizio tutto dedicato al Carnevale di Venezia. Il
Carnevale di Venezia quest'anno inizia il 14 febbraio, una data iconica, la festa di San Valentino, e inizia proprio da Piazza San Marco, dove sarà già operativo il palco che ci accompagnerà fino al 4 marzo a Martedì Grasso. La prima notte di Carnevale sarà dedicata agli innamorati che la sera di San Valentino potranno salire sul palco per urlare il proprio amore. D'altro canto, dal corteo acqueo sul Canal Grande al taglio della testa del toro in Piazza San Marco, dagli spettacoli d'acqua all'Arsenale a quelli delle compagnie della commedia dell'arte nei campi veneziani, fino alle sfilate dei carri allegorici in tutte le località del comune, Venezia si appresta a festeggiare un Carnevale 2025 che avrà come tema conduttore la figura di Giacomo Casanova, anzi il tempo di Casanova, il XVIII secolo. Il Settecento è stato proprio il secolo dell'arte e il secolo dello spettacolo. I teatri in Italia sono quelli che hanno avuto il massimo splendore proprio in quest'anno, e il trucco settecentesco legato alla scenografia creava veramente degli spettacoli indimenticabili. Accanto al direttore artistico Massimo Checchetto c'è Silvia Zecchin, 21enne di Noale, Maria del Carnevale 2024. Sono un po' triste di dover cedere la corona, ma sono anche curiosa di scoprire chi sarà la Maria 2025. Peraltro le nuove Marie saranno, per così dire, adeguate al tema del Carnevale. Dovrebbero essere 12 giovani spose, angeliche, belle. A Giovedì Grasso le trasformiamo in 12 dame del Settecento, molto provocanti, molto con delle acconciature incredibili in testa e con un trucco particolare. Una manifestazione estesa e partecipata come il Carnevale di Venezia non richiede solo un grosso sforzo organizzativo dal punto di vista artistico, ma anche un'attenta pianificazione di tutto ciò che i suoi eventi comportano anche in termini di ordine pubblico. Bisogna tener conto ovviamente dei luoghi, dei meccanismi di afflusso del pubblico, della gestione anche dell'evento stesso all'interno della città. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.